Dan's World. Bella raga, ciao a tutti del Comendone Veneziano, Eurotrack Simulator. Allora ragazzi, oggi andiamo in Greece. Molto bene, allora, Berna Previsa, vabbè, alimentari confezionati con un rimorchio bello. Mi piace questo rimorchio, ho cambiato un po' il nostro Volvo, ho cambiato un po' gli interni. Adesso li vediamo nel dettaglio. Ci siamo? Ok. Eccoci qua. Molto bene. Perfetto. Siamo in marcia. Vediamo un attimo qua. Guarda che figo. Hop. Super tamarrata, ragazzi. Guardate anche sopra. E si gode. E si gode. E si gode. Ok, andiamo qua. E andiamo verso la Grecia, da Berna. Qui dobbiamo passare anche per l'Italia. Per l'Italia. E dai, era giallo ancora, ma cosa sta dicendo? Ma vaffanculo. Era giallo e già mi dà la multa, ma dai. Not però, vediamo che siamo messi a riposo. 10% di danni, bene. 2 ore di riposo. Vabbè. Benzina 2000 km ancora di autonomia. Molto bene, andiamo verso l'autostrada. Perfetto. Vai, vai, cazzo, che è una salita del cavolo, non puoi far fatica. Perfetto. Adesso siamo veramente in marcia verso la Grecia. Oddio, sorpasso pericoloso. Sorpasso pericoloso. Bravo Kuma. Adesso dobbiamo tirare alla grande. Eccolo qua. C'è un rimorchio con le macchine ma porto alimentari. Forse porto da mangiare per la BMW. Per i lavoratori della BMW. Corri, vai. Molto bene. Stiamo pompando alla grande. Qua sono gli interni con le sigarette anche, affigata. E sospettato, ragazzi, devo fare la richiesta per la mia skin dell'azienda, che purtroppo non posso ancora fare, perché devo arrivare a 50 messaggi sul forum. Ma presto ci sarà. E ringrazio Magico che ci ha provato a farla per me, ma non è andata. Sorpasso sulla destra, pericolosissimo. Occhio, vai, 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 che è meglio. Mamma mia, che rischius, che rischius. Devo arrivare entro venerdì alle 2. Ok, la vado a riposare. Esso. No, ho sbagliato, sono un coglione. Devo andare per di qua.
No, beh, benzina ce l'ho, benzina ce l'ho. Ora vai solo di riposo come indiano. Vai. Rata del prestito andata. E ci siamo. Vediamo un attimo. Eccolo qua. Che figata, fioi. Occhio, che per guardare rischio anche di fare l'incidentone. Perfetto. E adesso siamo in autostrada, siamo riposati, siamo pronti per dominare la scena con Euro Track Simulator. Sono le 20:32. Adesso dobbiamo prendere il traghetto. E torniamo verso l'Italia. Non ho visto la limite di velocità, la per sicurezza ho rallentato. Stiamo lasciando Berna ormai. Siamo lontani da Berna. Ok, perfetto. Ormai è notte. È notte in Svizzera. E vaffanculo, era limite di 80, porca puttana. Quanti soldi che regalo però. Sarebbe bello vedere il mio camion in giro però. Dai, superiamo che se non si può. Noi dobbiamo far veloci. Il Cume supera anche se non può. Sono un pazzo, figlio di Crazy for Cume. In inglese puro. Ok, siamo al casello, ormai siamo in Italy, vicino a Milan. Tutù. Ok. Guardiamoci il nostro bel camionsin. Il nostro bel camionsin. Ok, direzione Milano-Turin. Ok ragazzi, siamo allo svincolo per Bologna, siamo in Emilia. Molto bene. Mancano 600 km, 675 km, contando che ce ne sono 300 di nave, siamo quasi arrivati, insomma, abbastanza. Viaggio abbastanza tranquillo per il momento. Adesso sto stronzo qua, questo pullman qua. Prendiamo un po' che non posso danneggiare ancora il camion perché sennò veramente so cazzi.
Ok. Il telecume, il telecume. Buono, 21 euro di pedaggio. Qua si spende sempre skate. Vedi, qua c'è Bologna. Poi se lo prendiamo ad Ancona il traghetto, come sempre. Perché per andare in Grecia il traghetto di Ancona è sempre il più figus. Bologna, Bologna. Infatti noi dobbiamo andare per Ancona, Ancona, perché io da quella sera non ho fatto più l'amore senza tori. Scusate ragazzi, è molto difficile. Non vedo l'ora di avere la skin nuova, cazzo. Per la sorpresona. Guarda, veramente, non vedo l'ora ragazzi. Che sarà sul mio Scania Streamline. Che è comunque Scania la mia marca preferita, che se voglio anche le altre marche per avere insomma. Vai che siamo all'uscita per Ancona. Faccio. Ok. Molto bene. Ormai siamo qua, mancano 300 km, tanto che sono 300 quelli di traghetto. Ci siamo. Dopo ragazzi vorrei prendermi lo Scania Streamline anche se non ho la livrea personalizzata. Intanto cominciare perché sarà quello il mio camion che userò solo quello. E gli altri insomma li do a tutti quanti i miei dipendenti. Adesso vediamo. Siamo ad Ancona Assembler. Iper. Ma che do coglioni, ho registro e tac, becco la multa. Che a puttana, ha detto mare. Che due maroni. Dai. Muoveve che godo andare in barchino. Devo andare in barchino, in barchino. Ma che do coglioni però. Ah, sti semafori rossi. Tanto di qua mi sto guardando Juve-Napoli, anzi Napoli-Juve, 1-0 per il Naples. Perché ho il Sky Go sul camion. Dai, parti, a pippa, a pippa. L'ho già preso qua il traghetto, mi ricordo. Andiamo a prendere il barchino. Andiamo a prendere il barchino. Con il nostro Volvo targato Siga. Eccoci qua. Occhio, piano. Vabbè, siamo andati dalla parte opposta, ma va bene lo stesso. Va bene tutto. Va bene tutto. Pensavo di poter dormire di là, vabbè, chi se ne fotte.
Eccoci qua. Proprio preso in pieno. Vai. Ok. Speriamo di aver preso quello giusto. Ammazzo. Vai ragazzi, mancano 75 km, piove, mi sono riposato, ormai siamo arrivati a Prevesa. Ok. Ho il camioncino abbastanza distrutto, la cosa è molto ufficiale. Che do coglioni. Speriamo... Oddio. No. Ah, che do coglioni. Ma dai, vai incurato male, ma perché? Che spoccio. Almeno così vi divertite, 17%, madonna, è distrutto tutto. Così almeno vi divertite un po' a, a sentire il comandone imprecare in polacco antico. Guarda che diluvio, guarda che diluvio. C'è anche traffico, cazzo. Dopo il camion l'ho distrutto oggi, cioè non c'è niente da fare. Oggi giornata un po' così, giornata un po' così. Però con lo Scania, ragazzi, pretendo prodezze comendiane. Ok. Vara come che avvien, vara come che avvien, vara come che avvien. Diluvio greco ragazzi, la cosa è un po' troppo ufficiale per i miei gusti. Lampi, tuoni e saette. Quindi per fare presto fai i sorpassi e spacchi il camion. Non c'è niente da fare. Sì, comunque il camion partiva già da un 10% di danno, però il comandone pazzo se ne frega. Vai come. Ok. E c'è il Ma Dio Cristo. Niente, oggi è così, via 18%. Ma no. Ho fatto un 8% di danno in questa tratta. Avete adesso il camion, lo diamo a un autista, quindi ce ne sbattiamo i maroni. Che palle però. Niente fioi. Volevate gli incidenti cumendiani e sono arrivati. Perché voglio arrivare, cazzo, voglio arrivare. E la fretta purtroppo ti fa fare queste stronzate. Quindi un consiglio, mai aver fretta con sto gioco. Se no vuol dire incidenti tutto il giorno. Chiaramente io non ascolto i miei consigli, me ne frego, vado comunque veloce nelle stradine della Grecia. Però voi andate piano ragazzi. Occhio. Qua è proprio impossibile andare veloci. La rata del prestito è stata pagata. Ci siamo. Prevesa Esploreta.
Ok. Andiamo per di qua. Guasta il motore, no. Guasta il motore. Guasta il motore, il comandone c'ha anche questa. Pioggia. Camion distrutto. Tutto andato. Che bello. Questo Volvo è distrutto. Porca puttana. Oh cazzo, devo arrivare fino... Sì, vabbè, guarda. Proprio sta tappa mi sta sui maroni. Neanche faccio la manovra perché proprio, guarda, con sto camion distrutto, proprio no, sì. Sarà ottimo lavoro, ne pensavo peggio. Andiamo a livello 23. Miglioriamo ancora merci preziose e finiamo anche quello e poi andiamo su guida economic. Perfetto ragazzi, un saluto dal Comendone veneziano. Nella prossima tappa vediamo di avere lo Scania Streamline. Raga, Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.